Non si sente. La speranza dà le ali, l'accoglienza ci affratella e la vita è ancora più bella, bimbi adulti d'ogni età. A Palermo c'è un tesoro che si chiama Mari Luci. Lo lasciamo, lo trovammo grazie all'arabo normanno. Mare dolce per sognare, mare dolce per partire, mare dolce per restare. Con lo studio si può fare. I pupi. Rappresentarono l'espressione di giustizia e di libertà del popolo siciliano quando dovette combattere per liberare la Sicilia oppressa dagli stranieri. I paladini. Ricoprivano le cariche più alte dell'ordine militare e costituivano una sorta di guardia d'onore del sovrano. Per essere paladini
Occorreva possedere alti titoli nobiliari e particolari virtù, la forza, la lealtà, la fede e lo sprezzo del pericolo. Per questi motivi l'UNESCO il 18 maggio 2001 ha dichiarato il Teatro dei Pupi capolavoro del patrimonio immateriale dell'umanità. Oggi i Pupi siciliani rendono omaggio a Don Pino Puglisi e a tutte le vittime uccise barbaramente dalla mafia. Aveva grandi orecchie, aveva grandi mani e grandi piedi. Padre Pino Puglisi spiegava che le orecchie grandi gli servivano per ascoltare meglio, le mani grandi per accarezzare con più tenerezza e i grandi piedi per camminare più velocemente verso il fratello che aveva bisogno d'aiuto. E quella testa pelata? La testa pelata per riflettere meglio la luce divina e per testimoniare meglio l'amore per Cristo. Sapeva trovare le parole giuste, soprattutto con gli ultimi e con i deboli, e diceva sempre: pensiamo a quel ritratto di Gesù, raffigurato nel Duomo di Monreale. Ognuno di noi è come una piccola tessera di quel grande mosaico. Quindi tutti quanti dobbiamo capire qual è il nostro posto, e se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto. Sì, però adesso basta con le chiacchiere, dobbiamo pregare. Forza, avvicinatevi. San Carlo Alberto dalla Chiesa. Ora pro nobis. San Cesare Terranova. Ora pro nobis. San Pio La Torre. Ora pro nobis. Parrino, ma sei sicuro che questa è litania giusta? Mi pare piuttosto strana. Mi sembrano nomi del telegiornale. Ma che vai pensando? Sono tutti santi freschi. L'ha detto pure il Papa. Ah, se l'ha detto il Papa, sia fatta la volontà. San Rosario Livatino. Ora pro nobis. San Peppino Impastato. Ora pro nobis. San Rocco Chinnici. Ora pro nobis. San Piersanti Mattarella. Ora pro nobis. San Giovanni Falcone. Ora pro E nobis. San Paolo Borsellino. Ora pro nobis. Amen. Amen. Parrino, ora che abbiamo finito di pregare, contane un conto. Sì, Parrino, contane un conto. Ma che conto vai a contare? Io voglio una storia che parli d'amore. Sì, una storia che parli di uomini valorosi e coraggiosi. Va bene, vi racconto una storia. Allora, fatemici pensare. Ah, ecco. Il 19 luglio di 26 anni fa, in via D'Amelio. Il 19 luglio di 26 anni fa, in via D'Amelio, alle 16:58, si fermarono per un lungo e interminabile attimo le lancette di quell'orologio immaginario che scandisce il tempo dei giusti, degli onesti, degli uomini retti, delle istituzioni. L'orologio che scandisce il tempo dei giusti, degli onesti, degli uomini retti, delle istituzioni. Era una domenica pomeriggio, quando il giudice Borsellino, Paolo Borsellino, che stava andando a fare visita alla madre, fu fatto saltare in aria un attentato mafioso. Quel terribile giorno persero la vita insieme a Paolo, il mio Paolo, anche i 5 agenti della sua scorta. Agostino Catalano, capo scorta, 43 anni, sposato con 2 figli. Walter Cosina, 30 anni, sposato. Claudio Traina, 26 anni. Emanuela Loi, 24 anni. Vincenzo Limuli, 22 anni. La Sicilia piange i suoi figli, eroi e uomini onesti, che sono morti come Falcone e Borsellino, perché hanno lottato per difendere la verità e la giustizia. Uomini e donne che hanno creduto nella legge, che non si sono piegati alle barbarie della criminalità e che hanno lottato con coraggio fino al sacrificio estremo.
sciuparo di occhi, la lustrura era un fuoco che adumava gli specchi, ai figli nostri ci sciuparo di occhi, la lustrura era un fuoco che adumava gli specchi, ne rubarono l'usuli, arrestammo all'oscuro chi scura Sicilia, Chianci, Sicilia, Chianci. Nel settembre del 1991 Paolo Borsellino aveva incontrato in carcere Vincenzo Calcara, uomo d'onore di Cosa Nostra, e lui gli disse: giudice, non devi aver paura, io che dovevo ucciderti adesso sono in carcere. Paolo sorrise e gli rispose: ma non lo sai che è bello morire per le cose in cui si crede? Ma non lo sai che è bello morire per le cose in cui si crede? E poi uccidermi a Marsala, a Palermo dovete uccidermi, lì è più semplice. Mio marito si sentiva più sicuro quando era fuori Palermo. Era molto preoccupato per la sua e per la nostra incolumità. Anche per padre Pino Puglisi, gli ultimi mesi a Brancaccio furono segnati da minacce e avvertimenti contro di lui e contro i suoi collaboratori. Era disposto a sottoporsi a qualsiasi sacrificio pur di salvarsi, pur di salvare gli uomini della sua scorta, pur di salvare la nostra famiglia. Era disposto a sottoporsi a qualsiasi sacrificio pur di salvare i bambini e i giovani di Brancaccio, pur di affrancarli con valori di giustizia e di solidarietà, pur di inserirli nel lavoro, nella cultura e nella scuola. Era sotto gli occhi di tutti che dopo la strage di Capaci il secondo bersaglio da colpire sarebbe stato Paolo Borsellino. E mi ripeteva sempre: devo fare presto, non so se fare in tempo a proseguire il lavoro di Giovanni Falcone. Sto facendo una corsa contro il tempo, devo lavorare tantissimo. Io ho capito tutto dopo la morte di Giovanni Falcone. Mio marito non aveva chiesto di occuparsi di mafia. C'era entrato per caso e c'era rimasto per un problema morale, perché la gente gli moriva attorno. La speranza è lavorare insieme, fare in modo che tutte le croci dei caduti per amore di giustizia portino a sconfiggere l'odio, il crimine organizzato, la delinquenza e il disprezzo per la vita. Un mondo migliore non deve essere un'utopia. Parrino, ma è mai possibile che ogni volta che si parla della Sicilia si debba raccontare sempre di mafia e morti ammazzati? Ma che possono pensare tutte queste persone? Tu siciliana sei? Sì. E sei mafiosa? No. Tu siciliana sei? Sì. E sei mafiosa? No. Tu sei mafiosa? No. E tu? No. Infatti, è così. In Sicilia non c'è solo mafia. Vedi Roberta, la nostra è una terra disgraziata. Millenni di storia, cultura straordinaria, splendide tradizioni e opere d'arte di inestimabile valore dovrebbero bastare a restituirci la dignità e il rispetto. E invece... Ma allora, se le zolle della nostra terra sono bagnate dal sangue dei giusti e dalle lacrime degli onesti, la Sicilia è una terra piena di tante meraviglie. Fontana Pretoria, realizzata nel 1554 a Firenze da Francesco Camigliani, trasferita a Palermo nel 1581. La cattedrale di Palermo, dichiarata nel 2015 dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nell'ambito dell'itinerario arabo-normanno. Il Duomo di Monreale, costruito nel 1174 da Guglielmo II, re di Sicilia. Nel
Nel 2015 è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nell'ambito dell'itinerario arabo-normanno. San Giovanni degli Eremiti è un monumento nazionale dichiarato nel 2015 dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nell'ambito itinerario arabo-normanno. Teatro Massimo, il più grande teatro lirico d'Italia e terzo d'Europa, costruito nel 1875 dall'architetto Giovan Battista Filippo Basile. Il Corpo del Mondello ospita le numerose ville costruite dal celebre architetto Ernesto Basile, eccezionali esempi dell'architettura liberty in Italia e in Europa. Kyoto, definita la capitale del barocco, nel 2002 il suo centro storico è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Tanto altro ancora. Palermo, capitale della cultura 2018. Li hanno così bene preparati. Giusy e Maridina, la prof di musica e la prof di scienze ma di teatro. E anche il prof Piero Carbone, poeta, che ha scritto l'inno Mare Dolce. Grazie. Grazie a tutti. Adesso allora cominciate con calma ad alzarvi. Con i vostri insegnanti pian piano, classe per classe, dirigete fuori. Aspettate che ci sia un prima di partire.